Eccoci insieme, cari telespettatori, ben arrivati qui con noi, ben ritornato Marco Michieli, presidente di Confturismo Veneto, grazie di essere qui con noi in studio. Grazie a voi dell'invito. Allora, presenza doverosa, ci troviamo al termine di un anno, di una stagione, quindi tempo di bilanci, di valutazioni e considerazioni che in ambito turistico sono estremamente interessanti, ma ci troviamo anche vicinissimi ad altre festività, a cavallo delle festività natalizie, e quindi vediamo di fare delle valutazioni relative alle varie stagionalità che sono intercorse, anche le presenze turistiche, come si sono modificate in virtù di un anno molto particolare per quel che riguarda le presenze, le situazioni internazionali, e quindi vediamo dei mercati che notoriamente molto assorbenti per quel che riguarda il flusso turistico invece non erano disponibili per le contingenze che voi sapete del Nord Africa. Quindi l'Italia, il Nord, in modo particolare il Veneto, le nostre città d'arte, mare e montagna, ne hanno tratto il beneficio che dovevano, ne hanno goduto in modo opportuno, il governo poteva fare qualche cosa, la regione come si è mossa, c'è una legislazione che soddisfa, cosa può essere fatto? Poi noi ci troviamo anche in una situazione molto particolare perché siamo una regione di confine, ma confine con una regione a statuto speciale, quindi anche qui differenze di trattamento in situazioni limitrofe. Allora, considerazioni di vario genere, poi parleremo anche nello specifico delle strutture di ricettività, ce lo avete chiesto espressamente e le valutazioni da parte di Confturismo sono state fatte, non solo a livello territoriale, quindi è doveroso affrontare anche questo tema. Ci sono tanti nodi cruciali. Con cosa incominciamo? Con una valutazione e un bilancio, cosa dice Presidente? Sì, benissimo, lei ha già sgrazzato notevolmente la materia. Allora, il tema di quest'anno, che poi se volete era anche il tema dell'anno scorso, è il tema del terrorismo, paura del terrorismo, e il tema appunto di paura del terrorismo in Europa, nelle destinazioni di Parigi, le capitali, ecco, sì. Essenzialmente le capitali. E poi tutta la fascia del Mediterraneo, che dalla Turchia al Marocco, e questo non ci fa gioire, sia chiaro. Egitto. Sì, ma proprio la fascia completa che è off limits al turismo per i noti problemi. Quei paesi poveri stanno viaggiando da chi va bene a meno 50 a chi meno 80% di apporto di turismo rispetto agli anni precedenti. Ora questo chiaramente crea delle condizioni di favore a chi viene percepito come meta meno pericolosa, meno esposta, diciamo. Quindi abbiamo un panorama nazionale che vede il sud Italia che viaggia più 20%, panorama internazionale che vede la Spagna per il terzo anno di fila fare più 15%, e le sto parlando del leisure mare essenzialmente, perché la Spagna, per carità, con tutto il rispetto per Madrid, ma già perfino Barcellona è considerata metà mare, per cui va paragonata alle spiagge e non alle nostre città d'arte. Quindi queste stanno crescendo al 15% l'anno, ed non è un paese emergente la Spagna, perché lei sa che il paese che si apre al turismo spara numeri a più 20% per una serie di anni, poi si stabilizza. La Spagna è il nostro più grosso competitor, che questo cresca al 15%, mentre purtroppo la realtà delle nostre spiagge sarà una crescita, vedremo i dati quando la regione sarà in grado di darli, ma ritengo che non andremo oltre il più 0,2, più 1 al massimo per cento sulle spiagge, sì. E è già una tenuta, però non... Cioè si poteva fare di meglio, si doveva fare sicuramente di meglio. Qui c'è una riflessione che dobbiamo fare noi operatori, una riflessione che devono fare le autorità preposte, perché molto probabilmente è il modello che va, come si dice, tagliandato quantomeno. Ecco, non dico messo in discussione, ma perlomeno tagliandato il modello di vacanza estiva che proponiamo noi rispetto a quello che viene proposto da altri paesi. Cioè è un po' vecchio? È un modello probabilmente che viene percepito, allora è diventato un modello domestico, e tenga presente una cosa: il grosso dei flussi che andavano, ripeto, dalla Tunisia passando per l'Egitto fino al Marocco, era gente abituata a prendere l'aereo. Certo. Oggi come oggi un abitante, diciamo, la Germania, che sembra essere, lo è effettivamente, il primo paese afferente al Veneto come flussi turistici, non è vero. Non è la Germania, è la Baviera, è come se io dicessi l'Italia, no, l'Italia è la Sicilia. Ecco. La Baviera, perché ormai c'è un raggio di 350-450 km, non oltre, che è accettato per fare un'andata in macchina. Certo.
oltre quella distanza lì, a Düsseldorf abbia pazienza, in 3 minuti sono all'aeroporto, piglia l'aereo, 2 ore dopo sono in costume a bagno in spiaggia a Ibiza, piuttosto che in Grecia, piuttosto che nelle altre mete considerate. Quindi c'è sicuramente questo grosso tema. Noi dobbiamo spostare, me lo sente dire da anni, porti pazienza, ma dobbiamo spostare almeno il 30% dei nostri flussi turistici, questo vale per tutta la regione Veneto, vale per tutta Italia, dalla ruota all'ala, perché altrimenti questo compasso, che se lei mi avesse intervistato 12 anni fa, indicavo ancora in 600-700 chilometri da Francoforte, la gente ancora una dozzina d'anni fa, qualcuno arrivava ancora da Francoforte, ormai da Hamburgo non veniva più nessuno e da Berlino neanche. Ma ammortizzavano con i giorni, perché se uno sta via 15-20 giorni... Bravissima, stanno 4,4 giorni la gente, la media della permanenza... Bassina, è 4,4. Lei non può perdere una giornata a venire giù, una giornata a tornare stressandosi in macchina, ha bisogno di venire in aereo, quindi questo è un grande tema, però va detto con onestà che va tagliandato, ripeto, anche il modello che proponiamo noi, perché probabilmente non è lo stesso modello che propongono, non ha lo stesso appeal, per meglio dire, che ha il modello che propone la Spagna, che propone la Grecia, e questo essenzialmente non è tanto la qualità del servizio alberghiero, sia chiaro, perché noi ce la battiamo su questo e alla grande, è una questione di fiscalità, per cui una Spagna a parità di guadagno del personale, voglio dire, di moneta che viene data fisicamente in un mese a una persona, ha un 30% di ricarico di IRPS, IRPEF, eccetera. Noi andiamo al 210%, quindi capisci, abbiamo dei costi anche che sono, e questo è tutto un grande tema. Detto delle spiagge, che fanno il grosso delle presenze del Veneto, come lei ben sa. Le città d'arte sono andate bene, è andata bene Venezia, non con numeri stratosferici, ma Venezia è stramatura, voglio dire, come turismo, perché è difficile aspettarsi un più 10% da Venezia, ma i veneziani li sento soddisfatti. Tutte le altre città d'arte sono andate molto bene, Padova compresa, invece, proprio perché probabilmente la gente fra un weekend a Parigi con la paura della bombetta, un weekend a Bruxelles, il mercatino a Bruges, ecco, e un'andata a Vicenza o a Padova o a Verona, l'hanno percepita come più serena, hanno riscoperto delle mete. Adesso il grande compito che si devono dare i comuni, rispettivamente Padova, Vicenza, Verona, Treviso, è quello di consolidare questi numeri, non prendere questa ondata che io stimo abbastanza eccezionale e dovuta a motivi esterni, e riprendere a organizzare con intelligenza le manifestazioni, le mostre, le cose che sono quelle che consentono nel tempo di... mi chiede un esempio? Torino non era una meta turistica. Torino in 10 anni, Torino e il Piemonte sono state, con un'intelligentissima politica, trasformate nella terza meta turistica d'Italia. Ma effettivamente Torino è piacevole adesso, a salvo certe zone, però non sono turistiche, però è molto piacevole da visitare. Certo, ma perché hanno lavorato bene. Chi ha lavorato bene? I miei colleghi, poverini sicuramente sì, ha lavorato bene il pubblico, perché poi è il pubblico che al pubblico spetta rinnovare il museo egizio, aprire la reggia, restaurare questo, fare quello, tenere pulite le strade, dare appeal, hanno l'aeroporto. E il Piemonte è una best practice a livello europeo, secondo me, non solo italiano. Infatti, però lei ha detto giustamente Venezia ha i suoi flussi, per carità, che se li deve gestire, dovrà anche trovare il modo di gestirli se vuole farlo oppure no. Ha quasi il problema inverso Venezia. Esatto, quasi il problema inverso, con tutto però un entroterra estremamente interessante, poco conosciuto, e stupisce il fatto che le persone, e tante, che si possono anche famiglie, quindi non persone eccessivamente benestanti, vanno anche 4-5 volte a Parigi, a Londra, a Berlino, cioè ripetono il loro viaggio e desiderano farlo, ma è vero, chi non vorrebbe tornare a Londra, cioè è un'attrattiva incredibile. E Venezia, con chiunque tu parli di straniero, ma anche del sud Italia, questo mi ha colpito moltissimo, ci vai una volta e poi passa molti anni perché tu ci ritorni. Anche per la Venezia, quindi con tutto quello che offre, forse non c'è anche la conoscenza approfondita di quel che offre, e per la onerosità della città, mentre viceversa adesso abbiamo che si aprirà Tokyo al turismo ancora di più, e già l'ha fatto,
E hai ritorni, quindi questo vuole la mia chiave personale di lettura. La mia chiave personale di lettura è questa: io a Parigi torno sempre volentieri, perché a Parigi mi sento parigino, cioè mi sento calato in una città di 13 milioni di abitanti dove ci sono contemporaneamente 120.000 turisti, c'è una diluizione assoluta. Io entro in un ristorante e sono un italiano, al tavolo laggiù in fondo sono 2 tedeschi o 2 americani, ma il resto sono tutti parigini. Quindi mi immergo completamente nella cultura, nei profumi, nelle cose di questa città. Mangio mediamente bene, perché se il ristorante fa da mangiare per i turisti chiude in 4 giorni, perché campano i ristoranti con i parigini, non campano con i turisti, e va da sé che tutto è a un livello diverso da quello di certe località che non sono solo Venezia, che sono le località a grande afflusso turistico. Lei mangia in Spagna sicuramente meglio a Tarragona piuttosto che a Barcellona, perché chiaramente quando il turismo preme in quel modo ci si specializza nel lavorare con i turisti e via, e hai la professionalità viene meno. A Venezia, oltretutto, tenga presente che se uno vuole vedere Venezia può anche vedersela, deve avere il collo lungo e passare sopra le teste di tutti i turisti che intorno, se piove poi non ne parliamo, con gli ombrelli e via. E il tema grande è che non riuscirà mai a contattare un veneziano, cioè il turista va in giro cercando di vedere un veneziano. Ma dov'è il veneziano? 45.000 abitanti di Venezia, che notoriamente, essendo abitanti della città, non sono sempre a passeggio tutto il giorno, per cui ce ne saranno quanti? 7.000? 10.000 in giro per la città a turnazione, con 100.000 turisti. Lei capisce che la diluizione è tale per cui uno ha la percezione veramente di una Disneyland. È lì che dovremmo agire per tutelare intanto i veneziani. I veneziani devono diventare specie protetta come i panda in via di estinzione. La prima cosa da fare è quella di cercare di trovare lavori su Venezia. Nell'epoca di internet io pensavo che Venezia sarebbe stata la prima città cablata al mondo, perché quello è il suo destino, non possiamo pensare di fare le fabbriche a Venezia. Primo, preservare la venezianità, perché tu il turismo lo percepisci come immersione in un'altra cultura. Non credo che lei vada in Thailandia aspettandosi di trovare camerieri rumeni, turisti dappertutto, eccetera. Vuol vedere un po' di occhietti a mandorla, l'ha detto simpaticamente, vuol vedere la cultura, vuol vedere i mercatini, vuol vedere anche tutte queste cose, oltre ai bellissimi templi. Perché va in Messico, vuole immergersi nella cultura messicana, non le basta vedere le piramidi, per carità splendide, ma ci va una volta se vede le piramidi e basta. Lei vede un monumento bellissimo che è nel suo complesso la città di Venezia, ma non vive la venezianità, per cui ci va una volta come va una volta in un museo. Assolutamente, no, ma c'è tutta l'area circostante della Riviera, poi anche per carità le isole e tutto, che non hanno questa grande fruibilità come... Permanenza media nella città di Venezia sono 2 giorni, se non erro, o 1,8, faccia conto. Come fai a portarli a Torcello? Come puoi? Cioè, una volta il turismo era slow, il turismo era villeggiatura, si chiamava, una volta al mare si andava 1 mese, adesso si va 4 giorni.4. Una volta a Venezia, chi partiva dagli Stati Uniti stava a Venezia minimo 15 giorni, e allora sì, andava a vedersi Murano, Torcello, Burano, andava a fare tutti i giri possibili e immaginabili, conoscevano, tant'è che a me spesso è capitato di trovare americani, tedeschi, inglesi, i quali, confesso, conoscevano Venezia meglio di me, cioè certi angoli sconti, per dire, grazie alle guide, grazie a questo e a quello, li conoscevano meglio loro di me. Certo. Adesso si va a Piazza San Marco, adesso tu hai 100.000 persone che tutti i giorni vanno a Piazza San Marco, perché il pubblico non è colto come era, il pubblico è preparato soprattutto al viaggio come era una volta. Un sacco di ragioni per cui questa gente viene presa, scaricata col bulldozer in Piazza San Marco o selfie davanti alla Basilica, nessuno entra in Basilica. Lei consideri che un dato, ieri ero a Roma alla presentazione di un bellissimo studio del CISET, la dottoressa Manente hanno fatto uno studio comparativo dal quale viene fuori, adesso non ricordo esattamente la cifra, ma ogni 10, sa che non mi ricordo, ma meno del 10% dei turisti che vanno a Venezia visitano un museo veneziano o la Basilica, per dire. Allora, vuol dire che è un turismo da Disneyland, si fa un giro, sono stato a Venezia. Da selfie. Cartolina, selfie, no, si manda agli amici, e cartolina ormai non si usa più, sono
sono rimasto... selfie, si manda agli amici, sono stato a Venezia, arrivederci, grazie, tolgo il disturbo e vado via. Allora, questo tipo di turista ci interessa? Questa è la domanda che ci dobbiamo fare. La mia risposta è no. Io anni fa ho fatto un paragone fra Venezia e San Gimignano. San Gimignano è l'unica altra città al mondo, perlomeno in Italia, ma al mondo, che è paragonabile a Venezia, una città da neanche 3.000 abitanti, tutte le mattine arrivano 400 pullman a visitare San Gimignano, ha lo stesso identico problema, tutta gente mordi e fuggi, selfie sotto le torri, via. Cosa lascia sul territorio? Niente. Cosa consuma del territorio? Molto. Ogni turista che passeggia sui Masegni consuma un po' i Masegni. Allora il turista che consuma i Masegni deve in qualche modo contribuire alla manutenzione dei Masegni, alle pulizie, altrimenti il povero veneziano ha ragione di incavolarsi perché con le sue tasse vengono spostate le immondizie prodotte dai turisti che non lasciano nulla. O lasciano ben Qui non poco. è questione di demagogia, turismo ricco, turismo povero, è una questione economica. Un turista che lascia 1.000-2.000 euro al giorno in una località è un turista che si paga il suo soggiorno, l'altro è un turista, fra virgolette, che manteniamo noi cittadini. E questo non va molto bene. Infatti, però comunque il problema e lì si rilaccia un'altra questione. Il nostro paese, l'Italia, non stiamo parlando di Venezia, che per carità spicca anche per questo, però è un paese molto costoso, molto molto costoso per l'estero e quindi di mordi e fuggi, cioè di permanenza breve, perché le famiglie ormai nel mondo navigano a livelli diversi. Il turista molto benestante, e vabbè, al di là della battuta di Briatore, però c'è una realtà, sceglie altre cose, non ha questa passione per la cultura e la passione per la cultura appartiene a un ceto medio che però non esiste più, si è impoverito notevolmente, mentre il turista molto ricco, quello che può, non ha questa neanche sviscerata passione culturale, per cui sceglie altre destinazioni. Mi consiglio di dire che Briatore ha fatto una battuta sguaiata, com'è nel suo stile. Il suo stile. Io chi mette i piedi nel piatto lo apprezzo perché arriva direttamente al punto. Non sbaglia però. Magari si poteva dire in modo più cortese, ha fatto sintesi estrema di un concetto. Esatto, ha fatto una sintesi estrema, ma è corretto il concetto di fondo. Lei consideri che il Veneto, tra l'altro, lo dico con grande sorpresa di chi ci sta ascoltando, il Veneto tra l'altro è una regione italiana nella quale il ricavo medio presenza è più basso, pur avendo la città di Venezia. Addirittura? Sì, è bassissimo il ricavo medio che abbiamo noi a Presenza rispetto alle altre regioni italiane. Perché? Quindi si immagini perché abbiamo sposato negli anni passati, io non c'ero per fortuna, una politica low cost. Allora, lei mi ha già sentito dire che io sono assolutamente indifferente alla cifra dei 64 milioni di presenze turistiche del Veneto. Anche perché, per inciso, c'è uno studio del MIBACT che stima in 3 volte per l'evasione, cioè il Veneto rischia di avere 180 milioni di turisti veri, ecco. Veri. Dichiarati solo 64 milioni. A me non interessano i 64 prendendo per buoni 64. A me andrebbe benissimo fermarmi, non voglio crescere come numero, voglio aumentare come qualità. Quindi mi va bene 64 milioni, mi va bene anche 50, ma se ciascuno di questi 50 lascia sul territorio 10 euro in più, lei capisce che è ricchezza per tutto il Veneto. Un turista non spende solo in albergo, anzi tutti gli studi internazionali concordano nel dire che il rapporto è 2,4, cioè 100 euro spendo per stare in albergo e 2,40 li lascio sul territorio. Non è male. Quindi arricchisco il commercio, arricchisco i servizi, arricchisco tutto. E perché non si riesce ad arrivare a questo? Il problema l'avete fatto analizzare? Perché purtroppo quando si imbocca una scelta come quella, ripeto, sciagurata che è stata fatta negli anni 70, dei grandi numeri, adesso io non c'ero negli anni 70 quando si facevano queste decisioni, la reputo sciagurata chiaramente ex post. I grandi numeri non portano grandi margini, i grandi numeri comportano un livellamento verso il basso di tutto il sistema, perché quando lei una spiaggia la rende... Sto parlando di Jesolo, fa l'esempio. Sì, Jesolo forse è quella che in realtà è riuscita a tenerle le eccellenze. Quando tu livelli verso il basso una località, usiamo il generale generico altrimenti... Sì. Livelli verso il basso una località, anche le eccellenze di quella località devono adeguarsi a quello che, insomma, da che mondo è mondo, è
la domanda che determina l'offerta. Se la domanda è di ristoranti cheap, di pizza al taglio, il ristorante di classe chiude. Noi abbiamo attuato una politica di importazione di turismo da pizza al taglio ed è molto difficile a questa gente proporre il ristorante di classe e l'albergo di categoria. Certo. Non possiamo lamentarci, quello che possiamo fare però è rimboccarci rapidissimamente le maniche e vedere di invertire parzialmente. Le nostre spiagge non potranno mai diventare competitor di Portocervo, competitor di Marbella, questo è ovvio, però alzare un pochino il tiro, quel qualche euro in più, che ripeto non è l'euro in più che incassa, per ogni euro in più che incassa un albergatore incassa 2,4 il sistema, quindi sono soldini che fanno il bene di tutti. Modificando anche quella che può essere il tipo di offerta, quindi adeguandola alle Certo. esigenze. Torniamo su questi temi facendo anche naturalmente un bilancio generale da propria pubblicità.